Oggi qua in Val di Magna, a San Tomobono Terme, la seconda casa di comunità di SST Papa Giovanni. L'investimento per questa SST è di 10 milioni di euro per 6 case di comunità, con un cronoprogramma di lavori che ci vedrà rispettare i tempi che ci siamo dati. Oltre a questo ci sarà un ospedale di comunità e ci sono fondi anche per 7 milioni di euro per le grandi apparecchiature. In questa casa di comunità si realizza un bellissimo lavoro di squadra tra medici di medicina generale già presenti in questa casa di comunità, infermieri di famiglia, grazie all'integrazione e il lavoro prezioso con i sindaci, anche gli assistenti sociali e poi i medici specialisti, quindi medici ambulatoriali specialisti come i geriatri, come i diabetologi, come gli psichiatri, a seconda di quelle che sono state anche le esigenze individuate dal territorio. Da ultimo, ma altrettanto importante, la presenza di associazioni di volontariato come la Croce Rossa, come il Gabbiano, come l'associazione Penelope e l'utilizzo di tecnologie come la televisita per poter essere più vicini ai cittadini nelle loro case. Questo territorio è un territorio vasto, comprende 21 comuni e circa 50.000 abitanti, ma è un territorio di montagna e quindi con i comuni che sono molto separati uno dall'altro, quindi una casa di comunità è sicuramente un punto di riferimento importante perché non ci sia uno spopolamento del territorio grazie ai servizi che qui vengono offerti. Questo è un pezzettino di un puzzle più grande che attiene all'attenzione e che certifica l'attenzione di Regione Lombardia anche per le nostre valli. Anche queste sono azioni che permettono alle valli, in questo caso bergamasche, di continuare a vivere e di dare la possibilità ai propri cittadini di continuare a rimanere qui e a produrre qui. Io l'ho fatto come assessore alle infrastrutture mettendo a disposizione qualche milione di euro per realizzare quelle infrastrutture che da tempo la Valle Magna aspettava, in particolare qui a San Tomobono. Quindi un lavoro di sinergia tra i tanti assessorati che Regione Lombardia porta avanti da tempo, ripeto, proprio per dare una possibilità alla gente delle valli, in questo caso della Valle Magna, di continuare a credere in quella che è la loro storia, in quello che deve essere il loro futuro. Le case di comunità servono anche a questo, un presidio forte sul territorio che in sinergia, ripeto, a tanti altri interventi quali quelli infrastrutturali possono permettere di vivere meglio e di raggiungere più facilmente le nostre valli. È una giornata importante per la Valle Magna, una delle valli che afferiscono dal punto di vista sociosanitario alla SST Papa Giovanni, l'inaugurazione della nostra seconda casa della comunità, la prima inaugurata a Borgo Palazzo nei mesi scorsi. Oggi in questa valle per noi un significato importante vuol dire inaugurare un presidio utile per la popolazione in un'area cosiddetta interna, quindi a rischio spopolamento in una zona montana con un invecchiamento della popolazione a livelli più alti che nel resto della provincia e cercare di mettere a fattor comune una serie di servizi già presenti e che abbiamo implementato nella casa della comunità ascoltando il territorio. È una casa che oltre a rispondere ai requisiti di Agenas è personalizzata sui bisogni di questa popolazione, di questo territorio, con l'inaugurazione di telemedicina, alcuni speciali ambulatori rivolti alla popolazione che verrà filtrata dal punto unico d'accesso e anche la figura dello psicologo che metteremo come tentativo di inaugurare lo psicologo di base qui come a Borgo Palazzo, che è una delle figure che ci è stata richiesta dal territorio.